tutto chiaro. Andrea. Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio e anche ringrazio soprattutto l'amministrazione comunale che ci ha lasciato questo spazio. E voglio chiedere a Gianluca, per quanto riguarda la certificazione di voti e comunque il riconoscimento di vari stati, c'è qualche indicazione? Se si può. Grazie. Allora, l'indicazione è che c'è attenzione attorno a quello che è avvenuto, e quindi che se da parte di un po' tutti gli attori della scacchiera, diciamo così, internazionale, l'attenzione, la curiosità e la voglia di sapere. Se sta comunicando, se iniziamo, questo si può dire, una comunicazione con tutti i principali rappresentanti dei paesi del mondo. Gomi stesso ha fatto una prima comunicazione e sta strutturandosi, sta iniziando quindi una capacità di rappresentanza delle istanze ovviamente venete nel mondo. Ovviamente che se le prime fasi siete conoscenza, che c'è una grande prudenza, una grande attenzione e una grande simpatia e condivisione. Quello che il Veneto rappresenta. Che se anche, come dire, dei suggerimenti, delle indicazioni e dei consigli operativi su come rapportarsi ai vari attori. È chiaro, dobbiamo tenere presente una cosa: i grandi cambiamenti avviene in modo molto veloce e spesso poco prima che avvenga non percepissi che avviene. Mi ricordo spesso la scenetta, no, Hans e Manfred qualche mese prima a Berlino Est del novembre 89 che si domanda a Manfred, che domanda a Hans, ma che faremo? Riusciremo a liberare Berlino? E Manfred dice: guarda Hans, non lo so, ma so che non può essere che questo è il nostro futuro. E darà qualche mese, così saremo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà spesso questi cambiamenti avviene perché la pressione internazionale diventa così forte, così insostenibile e ovviamente perché internamente la favorimo, e quindi questo è il senso di strutturarsi, questo è il senso di crescere a livello di popolo, per cui si cementano queste due componenti, si cementa la forza e la volontà del popolo con la pressione internazionale che è favorevole. Allora posso dirvi questo: a livello internazionale noi vede l'ora che il Veneto raggiunga la sua piena sovranità e indipendenza. Noi vede l'ora perché dello Stato italiano non viene poi nessuno. Ha una credibilità internazionale che si approssima allo zero, ha una affidabilità nulla e ha anche una condizione di insostenibilità, tra l'altro economico-finanziaria, che sta mettendo a grave rischio la stessa tenuta del sistema economico europeo e anche del sistema economico internazionale. Per cui che sia grande apertura, che sia segnali molto positivi, che sia del lavoro da fare. O avevo iniziato e mi sono convinto che i tempi in cui si realizzerà saranno molto più brevi di quello che potremmo percepire, così come Hans e Manfred ne riusciva a dare una tempistica precisa a pochi mesi dall'evento. Adottare un sistema istituzionale in paese di tempo
internazionale ma anche locale. Quindi avere una cultura. Già delle proposte in questo senso, che sono un dibattito in corso a livello del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta e di società civile veneta, studiose anche proprio di Franco Paluà, ma anche attraverso Pierpaolo Bottini se ne va anche un altro studio. Quindi da questo punto di vista è un dibattito proprio anche, come dire, se e come dotarsi di un impianto costituzionale. Dico se perché non è che sia un obbligo di avere una Costituzione e che siano importanti esempi nel mondo di stati e di sistemi che non si è adottato una Costituzione. Ne cito uno, il Regno Unito, per tutti, ma che cita anche un altro, la stessa Serenissima. Il Regno Unito non ha una Costituzione, così come non aveva la Serenissima, però ha un quadro, ad esempio, civico che è fortissimo, e quindi c'è un cemento comunque non costituzionale ma istituzionale, sicuramente dello Stato, della comunità più in generale. Ecco, questi sono dei temi che comincia a dibattere il Parlamento. Non so ancora se sarà risolto il Parlamento stesso oppure se sarà, come che sia più probabile, e anche per rispettare il dettato della dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta, se sarà oggetto di un'apposita assemblea costituente. Per cui inizia il dibattito, magari inizierà sicuramente credo un aspetto istituzionale, ovvero una creazione intanto della matrice fondamentale, per quanto transitoria, della comunità e della Repubblica Veneta, e dopo però che sarà e come che sarà un impianto costituzionale sarà oggetto di un'assemblea, in quel caso costituente, che sarà creata ad hoc, e poi con la partecipazione del popolo, sia nella fase ovviamente dell'approvazione della ratifica finale della Costituzione, ma sia anche nella fase di costruzione stessa, come che Savese avvenuto per esempio in Islanda, che è un altro bel esempio di partecipazione popolare collaborativa alla stesura dell'impianto o comunque delle modifiche costituzionali, in quel caso anche attraverso l'uso sempre della rete. Qua i modelli possono essere tanti, ovviamente tutti a cuore citare il Regno Unito per la parte di paese che non ha una Costituzione, ma ha un forte impianto civico. Però potremmo citare invece un paese che tutti conosciamo, che è la Svizzera, e che invece ha un impianto costituzionale molto che piace molto in generale, e che può essere sicuramente un modello, uno dei modelli di riferimento anche per la Repubblica Veneta. Diventare volontario è semplicissimo. Io sono Marzia da Scritto, una responsabile d'area, un'area più vicino, l'area di Oderzo. Tutti voi penso sappiate che il territorio veneto è diviso in aree, in 43 aree. Ogni area ha un responsabile, e questo responsabile deve fare da referente, da punto di contatto tra i vici, oppure la struttura che c'è, e il territorio, quindi i cittadini. Nel territorio sono presenti degli uffici pubblici, dove voi cittadini, se andate nel sito li trovate, voi cittadini potete rivolgervi a questi uffici pubblici, ai responsabili degli uffici, per chiedere informazione anche su come diventare volontari plebiscito. Oppure andate nel sito, trovate chi è il vostro responsabile d'area, lo chiamate o scrivete una mail, nel sito c'è sia il numero di telefono che mail, e chiedete, date la vostra disponibilità per entrare a far parte della nostra famiglia.
Molto semplicemente anche potete entrare nel sito e iscrivervi come volontari. Essere volontario non è che sia un impegno che vi può portare allo sfinimento, anzi vi dà solo gratificazioni, perché vi rendete conto che solo lavorando e quindi mettendoci del vostro avete delle soddisfazioni per i risultati che stiamo ottenendo, perché chi lo vive da fuori non si rende conto della fatica che stiamo facendo noi, ma della soddisfazione che stiamo facendo, che abbiamo noi anche, perché effettivamente siamo una famiglia, tra responsabili tutti quanti sappiamo che l'impegno non è da poco, però quando ci troviamo poi a rapportarsi con i volontari, e stasera qua sono venuti volontari dalla mia area, anche 100 km abbiamo fatto in macchina per venire qua, tanto per essere aggiornati, per informarci sul lavoro che ci sarà da fare per il futuro, ma non solo per questo, anche per essere partecipi assieme a voi della crescita che stiamo portando avanti per il nostro territorio. Quello che è stato fatto nel 2014, il referendum, è stata una cosa bellissima, perché ha fatto prendere coscienza a tutti voi della volontà che avevate di liberarvi. Fare il click è stato semplice, è stato facile, sia nel negativo che via internet, è stata una cosa semplice, però poi quando siete venuti a conoscenza del risultato vi siete sentiti partecipi di questo grande risultato. Quindi se volete sentirvi partecipi di grandi risultati che avremo in futuro, da qua a breve, il modo più semplice è iscrivervi come volontari.